Direttamente da Villa La Massa, praticamente come dire, dalla Romagna attraverso il muraglione gremito di motociclisti, sembra di essere in un circuito. Ecco, cioè dalla parte opposta arrivano le moto e tu scendi con la tua utilitaria, attento di non oltrepassare appunto la linea, perché sono scatenati. Sì. Ecco, non so se lei, chef, Sì, ogni anche tanto lei è sono un andato. No, un motociclista. motociclista Eh, no, però. Eccolo qua, Simone Paredi. Pareri. Ecco, io leggo chiaramente in sovrimpressione qua, Villa La Massa, ma è reduce, quindi ci siamo già visti conosciuti a Villa d'Este, Certo. ecco, anche perché lei è di là, di Sì, quelle io sono di parti. Erba, provincia Eh, di Como. Erba, c'è un bel castello lì, c'è un albergo Castel di castello Casiglio. che è Castello di anche un Casiglio. albergo, Sì, ecco, sì, un sì. ristorante di buona qualità che Sì, sì. ricordiamo con molto piacere, e anche un evento che non so se lo fanno ancora, dedicato penso proprio al food, al La cibo. ristorazione, sì, Ecco, Risto Expo. Si chiama, esatto, sì, sì, esatto, Risto esatto, che Expo. poi aveva trovato qualche omonimia, poi Sì, penso con l'Expo che con poi è le Expo. arrivato, di cui si parlava appunto poco fa prima di andare in onda. Benissimo, benissimo, qui l'estate continua come sempre, anche alla fine di agosto si va avanti, Sì, sì, settembre, sì, anche ottobre, fino a ottobre. Tartuffo, Ferrari, questi sono gli abbinamenti che si fanno qui a Villa La Massa, con Sì. lo chef che è arrivato, quindi da quando? È da 2 anni. 2 anni Seconda all'incirca. stagione, Seconda stagione, sì. seconda stagione estiva, perché poi comunque è una stagione che parte a Pasqua e finisce a novembre, mi Sì, a sembra, novembre, sì, più o sì. meno, quindi poi dopo ci sono, e quindi insomma l'anno scorso e appunto quest'anno, anzi l'anno scorso non ci siamo visti, ecco, ci siamo Ci siamo visti visti precedentemente, precedentemente. perché l'altro anno ero di passaggio per il mio compleanno, se non ricordo male, il 12 agosto. Bene, bene, Benissimo. allora chef, quindi cosa ha portato? Adesso a parte che qui, come vedo, finalmente siamo usciti. Ecco, perché io ricordo Villa La Massa quando qui in realtà le Non sale c'era non erano ancora comunicanti. Ecco, adesso non so se si sì, riesce a vedere, chiaramente questo è un colpo d'occhio veramente piacevolissimo del ristorante. Verrocchio. Ecco, si chiama Verrocchio ed è Verrocchio. affacciato in questo punto, diciamo, dell'Arno, che tra l'altro mi sembra che rientri, perché in realtà qui si passa oltr'Arno, no? Sì, Sono due strade, sì, sì. ecco, che portano tutte e due a Firenze, si può scegliere se fare di qua e di là, e quindi in più punti si riesce a scorgere appunto cosa c'è dall'altra parte, ma diciamo che Villa La Massa è particolarmente appartata, quindi una posizione veramente particolare, ecco, Sì, quindi sì, sì. siamo quasi a Firenze, alla città proprio di Firenze, e siamo immersi appunto nella natura, che tra l'altro poi qui inizia Fiesole. Fiesole, certo. Le Esatto, colline di ecco, mi sembra Fiesole, già, sì, ecco, quindi è sì, il sì, sì. confine, quindi la località esatta qui Questo è, qui è località esatta Candeli, che è ecco, una frazione di Bagno a Ripoli. ecco, di Bagno Ripoli. Ecco, c'è questo punto di confine, perché poi scendendo da Fiesole verso la Romagna, verso questo Sì. punto Muraglione, si scopre appunto che siete adiacenti, diciamo che voi siete, come dire, l'albergo più, non so come dire, più a est, a ovest, non so, insomma, ecco, Sì, siamo a est in questa zona qui rispetto rispetto a chiaramente agli Firenze, alberghi di sì, al Firenze e anche centro. Fiesole, che chiaramente ha qualcosa. Quindi, insomma, posizione sicuramente insomma, bellissima. Non che la casa madre, Villa d'Este, Certo. ecco, stiamo parlando insomma, degli alberghi Sì. più belli del mondo. Quindi con lei cosa succede? Cosa succede adesso? Lei che è arrivato, ha preso le redini della Ah, cucina, lei sì, intanto certo. ha mandato in pensione, penso quello precedente, il Sì, cuoco sì. precedente, con cui avevamo già avuto modo Sì, di certo. sentirci, perché poi si inizia da giovani, si va anche in pensione abbastanza giovani. Beh, sì. Ecco, quindi il bello di questi alberghi, no? Dove si lavora, Certo, sì, e si si inizia lavora, si presto inizia e si presto. continua, e anzi sono alberghi, mi sembra di capire, insomma, dove no, il personale rimane quello, quindi è proprio Sì, è il punto di come, forza, come diciamo, di questi tornare in alberghi. una casa Sì, che conosci, che certo. quindi diventa una grande famiglia. Penso che gli alberghi così non ci siano più, a È parte che difficile. questi qui, ecco, quindi Sì, sì, sì. ecco, ci sono nuovi standard, ahimè. Ecco. Sì, ecco. Bene, quindi la cucina che poi è la cucina
diciamo anche delle 24 ore, perché poi c'è Sì, chi sì, sì. cena chiaramente in camera, non so, fate anche la pizza in questi servizi 24H? Abbiamo anche la pizza per i Eh, bambini, eventuali ecco, bambini, ecco. diciamo che abbiamo un servizio dalle 6:30 del mattino Sì, fino alle 23:30. eh, Quindi la cucina è aperta dalle 6:30, da quando iniziamo il breakfast, fino no, alle 19, alle 23:30, pardon. quindi la colazione viene sempre La colazione servita? viene servita Ah, ecco, giustamente quando ci sono le belle giornate sul terrazzo. Abbiamo certo. anche una postazione dove facciamo le omelette, le uova Quindi al sempre qui, momento. ecco, Sempre quindi qua, qui è sì. stato appena Sì, trasformato. sì, sì. Tanto abbiamo, come dire, uno di quei signori che fanno parte della famiglia. Prego, signore. Bene, Magari buongiorno, prendo un buongiorno, piatto e lo ecco dividi, qua. che lo portiamo anche alla signora. Ecco, lo rendiamo che è anche a la- Madame, benissimo, no, per far vedere anche un po' cosa succede, insomma, che non c'è cocktail- solo lo chef, Un ecco, cocktail glielo diamo anche alla signora. non Sì, siamo, alla signora. non siamo, Uno. non siamo Masterchef, ecco, volevo sottolineare nel senso che c'è il servizio, se vogliamo anche far vedere, appunto arrivano i cocktail con quel colore che adesso fanno anche i vini così, ecco, Sì. quindi mi hanno copiato praticamente o dallo spritz Questo è un o cocktail da... analcolico. Analcolico. Sì. Cosa ci Con mette fragola, lei? succo di lime e lemon soda. Guarnito Bene, con bene, frutta quindi esotica. facciamo un Benissimo. brindisi qui dal Verrocchio, Dal Verrocchio, dal terrazzo della Verrocchio. perché Verrocchio sarebbe un artista. Verrocchio sì, è un artista qui fiorentino. A cui è dedicato il ristorante perché Sì. ci sono anche delle opere. Delle Sì, opere- abbiamo anche delle opere tipo quelle statue, insomma. La signora Bene, viene quindi qua. la cucina, ecco, quindi parliamo appunto dei piatti. Sì, certo. Ecco, dei piatti. Cosa ne facciamo? 4. Ok. Prego. Niente male, no, perché questi cocktail analcolici poi, come dire, fanno comunque girare la testa ugualmente. Non so se si mette del ginger beer, cosa si mette per fare questo, comunque c'è un qualche cosa che stimola appunto il palato e diciamo che puoi salire in auto e riprendere il viaggio, anche perché per me Villa La Massa è, come dire, ogni tanto anche una tappa perché è il mio ingresso da Romagnolo appunto in Toscana, Certo, in Toscana, anche perché sì, in sì, questi sì. giorni di bollino rosso, bollino nero, chiaramente insomma la strada piace molto ai motociclisti, perché non noi automobilisti, non Qui abbiamo ciclisti, comunque, anche se se ci vuole, farebbe sì, bene. prego. Abbiamo un baccalà mantecato, una Posso, cipe di polenta, prego. ecco, quindi posso, Questo qui è un bene, mini bene. club sandwich di Questa è sempre salmone una sua con creazione. l'avocado, sì. Poi questa è una catalana di gamberi e una spuma di una gelatina di pomodoro con una stracciatella e un crumble di basilico. Quindi ecco, lo Al chef basilico. prepara queste cosine, Baccalà. quasi come a Masterchef, però è l'aperitivo, ecco, Sì, quindi l'aperitivo diciamo che serviamo ecco, un aperitivo viene prettamente alla servito, sera, però ecco, anche di giorno, insomma, Ecco. perché quando si sceglie dalla carta l'aperitivo è contemplato anche, sì, sì. anche questo, quindi Sì, sì, è questo una, è è una sorta compreso. di amuse bouche, no? più tutti i nostri vari dry snack, insomma, Bene, patatine invece, vegetali, eccetera. invece ecco cosa succede, perché io sono qui, mentre stiamo anche registrando, Sì, io sono qui domani sera, benissimo. ecco, rientro da Volterra e praticamente vengo, come dire, a assaporare insomma, questa atmosfera alle 19:30 quando apre il ristorante, Sì, ecco, di per solito poter prima di godere 19:30. chiaramente di questo colpo d'occhio anche della bella clientela chiaramente che Sì, vi frequenta, sì. chiaramente molto richiesto, gettonato da matrimoni, cerimonie, eccetera, eccetera, e quindi, ecco, quindi mi ritrovo qui dove lo chef si esibisce. No? Benissimo, Dico certo. bene? Sì. Ecco, quindi cosa c'è in carta? Beh, cosa abbiamo in carta? In carta abbiamo la carta è toscana ma abbastanza ecco. rivisitata, non è, Ecco, quindi non è una carta classica, ci sono anche delle influenze nordiche, diciamo. Non dico Brianzole, però insomma quasi. Comunque niente, noi abbiamo dell'astice, in questo momento stiamo facendo questa insalatina d'astice con un colì di pomodoro, tutta una frutta esotica marinata allo zenzero, e quella sta andando molto, devo dire, è proprio il nostro antipasto che è quello che va di più. Poi in questi carpaccio abbiamo un carpaccio di vitellino cotto a bassa temperatura con una salsa tonnata senza maionese, l'ho fatto col tonno fresco, con la ventresca.
Abbiamo anche la pappa al pomodoro classica, la pappa al pomodoro toscana, sì, sì. Viene servita con una chips di schiacciata, facciamo proprio la schiacciata toscana con una mousse di aglio e patate allo zafferano, che qui siamo vicini anche all'Aretino, noi usiamo lo zafferano, quello di Arezzo, proprio zafferano aretino, che è proprio di questa zona. Quindi si è divertito quindi andare in giro Sì, qui sì, a sì, no, no, trovare... certo, qua sì, perché ci sono tantissime... Diciamo, non è proprio a chilometro zero, però quasi. Anche perché poi dove stava prima, a Cernobbio, praticamente eravate in Svizzera. Sì, In un certo senso, quindi ecco, quindi sì, non sì. c'è anche quella No, influenza sì, chiaramente. qui c'è proprio l'influenza toscana, quindi è giusto anche valorizzare il territorio, i prodotti toscani proprio per eccellenza, Quindi, tipo anche la mozzarella di bufala, noi abbiamo una mozzarella di bufala della Maremma, che è buona, che non è quella campana, ma è quella proprio maremmana, quella originale. Che usiamo, è la nostra mozzarella, diciamo, della basta casa. avere le bufale. Sì, sì, quello sì. Basta allevarle Basta chiaramente, allevarle. chiaramente si può fare chiaramente anche qua in Toscana, si parla anche di riso tra l'altro Sì, in sì, Maremma, sì, quindi anche, produzione sì, anche sì. di riso, quindi in ogni posto bene, quindi insomma Sì, diciamo antipasti un po' particolari, abbiamo la tartare di chianina, che è ecco, quindi abbastanza... Fiorentina ad esempio sarebbe come la sostituite con questa tartare o c'è proprio No, il no, noi tartare? abbiamo la bistecca fiorentina, ce Ecco, l'abbiamo, però quella sì, non si può toccare perché è proprio un classico ecco quella... Non avere la fiorentina qua mi sembrava un po'... No, no, quella sì. Pericoloso. Sì, è una carne dell'Appennino tosco-emiliano, insomma, comunque sempre italiana, non è una carne estera. Una provocazione nel menù? Ehm, Provocazione no, perché non amo molto Eh, usare con le provocazioni, perché bisogna anche stare attenti alla clientela che si ha, perché noi abbiamo tanti stranieri, comunque sia gli americani, i giapponesi, i russi, i brasiliani, è meglio fargli capire il menù anche quando lo scriviamo, perché dopo magari si aspettano una cosa, invece pare un'altra, insomma. ecco, diciamo Invece- che vorrebbero mangiare, come ad esempio anch'io, la bruschetta come Dio comanda. Sì, sì, noi le Ecco, bruschette e ce le questa è abbiamo la anche, no? sfida, Certo, ecco, nel sì, senso sì, sì, che sì, questo uno chef sicuramente. ha proprio questo compito di fare meglio quello che Certo, chiaramente certo. si, Abbiamo un si fa antipasto normalmente che a viene casa. servito al bar, diciamo, noi abbiamo il bistrò che è aperto al lancio, abbiamo un antipasto l'ho chiamato Lorenzo dei Medici perché essendo un po' nella zona. Evocativo. Poi il bar si chiama Bar Medici. È un antipasto classico toscano, proprio con un prosciutto, il prosciutto crudo del Casentino, una mortadella di Prato, perché a Prato fanno anche la mortadella che è buonissima. Con i pistacchi. No, la mortadella di Prato è senza pistacchi. È senza pistacchi. Quindi ci hanno spacciato forse del no. seitan con i pistacchi, Ah sì? che doveva essere l'imitazione della mortadella. Quindi la Perché mortadella quella con è i proprio una pistacchi dove la mortadella fanno? di Prato. La mortadella con i pistacchi la fanno a Bologna, nella zona tra Ah. Modena, Bologna, insomma quelle zone ah, lì. ah, ah, Poi c'è quella con i pistacchi e quella senza. Bene, bene, bene. E quindi dessert? No, primi. I primi. I primi, no, dessert, dico, invece come dessert... Ma come dessert, a parte i classici che ovviamente bisogna tenere, abbiamo del tiramisù, poi abbiamo un tiramisù estivo fatto con le fragoline di bosco, senza caffè, bagnato con un alchermes, è tipo una piccola zuppetta inglese, però fatta a tiramisù. Quella è un pochino più fresca. come si sente, più cuoco della cucina da pasto o pasticcere? No, io devo dire che la pasticceria a me piace tantissimo. Sì, sì, sì. Ecco, Pasticceria- quindi qual è il dolce, il soufflé, il babà, insomma, qual è quello, il millefoglie, non so, quello Sì, nei beh, classici. Quello no, classici qui ne abbiamo, a parte abbiamo solo tiramisù, poi abbiamo già dei semifreddi, abbiamo un semifreddo alla pesca con gli amaretti fatti con una pesca caramellata, cotta a bassa temperatura, molto particolare. Un classicissimo tortino al cioccolato che devo dire Ci vuole. l'ho sempre avuto in carta, è sempre quello che va alla fine perché non Con un buon cioccolato. sì, sì, un buon cioccolato. Adesso stiamo usando un Gianduia perché è un pochino più estivo, ho voluto Sì. usare un cioccolatino Gianduia, cioccolato al Gianduia e niente, poi insomma la classica mille foglie sì la facciamo, non è in carta, però diciamo che
le richieste dei clienti vengono quasi il 99% vengono sempre soddisfatte, anche se non abbiamo una cosa in carta, comunque riusciamo a comporre qualsiasi cosa che il cliente richiede. E poi quando arriva il tartufo, quando c'è il tartufo... Il tartufo noi ce l'abbiamo ancora tutto adesso, perché c'è il tartufo quello nero, perché il tartufo nero che è estivo, veramente profumatissimo, Sì. fresco, arriva proprio dal Mugello che è qua vicino, e noi lo lavoriamo tutto l'anno il tartufo. Ecco, tutta- Poi giustamente chiudendo un pochino in anticipo, noi chiudiamo prima, la stagione viene chiusa prima della bianco. stagione del bianco, quindi magari in futuro, se saremo aperti più, diciamo magari a novembre eccetera, si potrà anche usare il tartufo bianco, perché adesso ottobre non so se riusciamo a trovare il tartufo bianco. No, anche non è la perché, stagione, non è- anche perché la stagione, come Forse da metà dire, novembre, continua, cioè il sì. caldo prosegue settembre-ottobre infatti. da un po' di tempo, e chiaramente anche il tartufo poi Sì, anzi è andato si è quasi fino a spostato, novembre, a ecco, fine si è novembre spostato più a arrivato, novembre, sì. dicembre, gennaio, Sì. e è chiaro che insomma si scontra con le feste. Però anche devo dire che anche il tartufo nero comunque ha il suo... Sono il suo perché. d'accordo perché effettivamente poi può essere un ingrediente Sì. per la cucina, mentre invece poi il tartufo bianco, vuol dire, devi proprio tagliarlo, no? Sì, A scaglie sì, sopra, sì. crudo, Certo, giustamente quindi davanti al l'importante cliente, è non eccetera. rovinarlo. Quindi lo chef, diciamo, il peggiore nemico dello chef di cucina creativa è il tartufo. Sì, perché insomma, non è facile Quindi, da gestire, quindi quindi. voglio usare, come ho fatto con Bonolis e anche col sottoscritto, no, ho rivelato i momenti più alti, il momento più alto dello chef nella sua carriera. Questa è una domanda che si può ripetere. di tutta la carriera. Beh, di tutta No, la quello è carriera. quello che mi viene in mente. Quello che mi viene in Io, mente, io le giustamente. ho detto quello della serata Certo, con Romané sì, Conti, che sì, tra l'altro si è sì. ripetuta l'anno scorso. Beh, sicuramente 2 anni fa, quando l'azienda ha deciso di trasferirmi Qua. qui a Villa d'Este, darmi una responsabilità abbastanza... È stato un momento- È stato un momento anche di orgoglio, insomma, Ecco, per dire... essere qui effettivamente. Essere qui, ecco. fare comunque Beh. lo chef non è... Ecco. Un bel È un riconoscimento. bel riconoscimento Ecco, da parte Quindi dell'azienda. mi Quello sembra, sicuro. sembra un buonissimo esempio. Quello sicuro. Se poi dopo dobbiamo parlare di momenti, magari anche con dei clienti, insomma, diciamo, quando ero al grill di Villa d'Este ho proprio conosciuto, veniva sempre il signor Clooney, sempre quasi tutte le sere. ecco, quindi noi non non avevamo il dico che coraggio ero- di chiederlo. non voglio però, dire che ero il cuoco quindi lei ha di proprio George toccato- Clooney, perché non mi sembra il caso, però... Ecco, perché lui preferiva il grill. Ma lui preferiva in genere Villa d'Este, poi Ecco, dopo però si il appartava. grill magari si appartava perché era un pochino più appartato, Ecco. non aveva, diciamo, disturbo da parte di magari altre persone. Beh, quella penso Comunque sia devo una- dire ecco, che ecco. con lui ho visto anche, ho conosciuto anche tante persone, famose, attori, perché lui aveva sempre dietro tutti questi... Beh, quindi effettivamente insomma. Ma proprio però ma anche da tanti venire a anni, lavorare però, qui ma non da è- tanti anni è proprio George Clooney, che proprio eh. ancora i tempi quando era insieme alla Che poi è un signora motociclista. Canalis. Sì, lui è un motociclista. Ecco, un motociclista che magari passa pure anche Sì, di qua, no? sì. Appunto con la sua Harley Davidson. Bene, complimenti a quindi chef, e quindi vedremo di parlare di questo ristorante Sì, che va grazie. chiaramente fatto conoscere, perché chiaramente noi ne stiamo appunto approfittando, noi lo conosciamo e effettivamente ci piace, e vorremmo che anche coloro che ci seguono Sì. chiaramente poi vi venissero a trovare. Certo. Basta suonare il campanello, Sì, telefonare sì, non per c'è problema. prenotare, il problema non c'è. Non c'è. Grazie chef. Grazie a voi.